TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. In località Vecchie Chiuse del Brenta, nel territorio comunale di Chioggia, i militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Chioggia notavano un motopeschereccio semiaffondato, dal quale fuoriuscivano idrocarburi sversati nelle acque lagunari adiacenti. Con il supporto di un'altra unità navale inviata sul posto, si provvedeva a mettere in sicurezza il peschereccio, rinforzando l'ormeggio e arginando lo sversamento di idrocarburi mediante il posizionamento di panne assorbenti, creando una barriera artificiale sulla superficie dell'acqua. Le successive indagini permettevano di individuare il proprietario della motobarca che si assumeva la responsabilità dell'evento e della mancata comunicazione dello stesso. Pertanto, la suddetta imbarcazione veniva sottoposta a sequestro con il conseguente deferimento all'autorità giudiziaria del responsabile per le violazioni ascritte. Inoltre si informavano le autorità competenti nelle acque lagunari per i successivi profili di carattere amministrativo. Ancora cronaca. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Venezia ha denunciato all'autorità giudiziaria un uomo ritenuto responsabile di occupazione arbitraria di immobile e di resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, i poliziotti delle volanti della Questura di Venezia sono intervenuti mercoledì scorso a Mestre, a seguito di segnalazioni di una presunta occupazione abusiva di un appartamento di proprietà di una cittadina. Sul posto gli agenti hanno effettivamente riscontrato la presenza di un cittadino di nazionalità straniera che avrebbe occupato l'immobile senza titolo. Il giorno seguente l'uomo è stato nuovamente rintracciato dalle volanti a Mestre e fermato per un controllo, durante il quale l'uomo avrebbe tentato di aggredire i poliziotti. L'uomo è stato pertanto denunciato, come detto inoltre, in considerazione della sua pericolosità sociale, il questore di Venezia ha disposto nei suoi confronti il provvedimento di allontanamento con contestuale accompagnamento presso un centro di permanenza temporanea, in attesa di essere rimpatriato nel proprio paese d'origine. Dall'inizio dell'anno, i carabinieri della Compagnia di Chioggia, nell'ambito della campagna di sensibilizzazione incentrata sul tema della diffusione della cultura alla legalità, hanno incontrato circa 1250 studenti presso 25 istituti scolastici del territorio, tra scuole primarie e secondarie, tenendo conferenze sui temi della legalità, sicurezza, violenza domestica e violenza di genere, cyberbullismo, uso di sostanze stupefacenti e sicurezza stradale. Ad aprile scorso, dopo qualche settimana dall'incontro avvenuto presso le loro scuole, circa 60 studenti delle classi elementari e medie hanno inoltre fatto visita al comando Compagnia Carabinieri di Chioggia, dove hanno avuto la possibilità di salire a bordo dei mezzi di servizio apprezzandone le innovative tecnologie di cui sono dotati. È stata anche visitata la centrale operativa e un'area in cui è stata riprodotta una finta scena del crimine, dove sono state illustrate ai ragazzi le modalità di rilevazione e acquisizione delle tracce di reato utili alle indagini. Parliamo di sanità. Anche l'ULSS 3 Serenissima con i suoi specialisti e operatori competenti celebra nei prossimi giorni la 24esima giornata nazionale del sollievo. Lunedì 26 maggio dalle 9 alle 15 operatori e specialisti si mettono in ascolto della cittadinanza nelle sedi della rete territoriale delle cure palliative per dare informazioni e rispondere alle domande sulle modalità di accesso alla rete stessa e sulla gestione del dolore. Nella giornata di lunedì 26 maggio sarà possibile per gli utenti interessati contattare le sedi della rete territoriale, cioè la sede delle cure palliative per Venezia e Mestre in via Cappuccina telefonando al numero 041 26 08 066 041 26 08 016. I servizi del distretto di Mirano Dolo a Camponogara in piazzetta Unità d'Italia direttamente oppure telefonando al numero 041 51 33325. Infine le cure palliative per l'area di Chioggia Cavarzere, nella sede distrettuale di Viale Vespucci, direttamente oppure telefonando al numero 338 4704 013. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.